Carnevale Treviso 2023 con il tema del Re Leone. Caso pro loco Sant'Angelo! Sant'Angelo Treviso! Un'emozione unica avere un gruppo dietro di me così, affiatato, un gruppo unico. Ci dà la speranza di andare avanti anche nei momenti difficili. Noi con questo tema vogliamo far vedere a tutti che non bisogna mai mollare. E le associazioni hanno sempre più difficoltà anche di reperire personale che viene volontario, ma noi invece stiamo remando controcorrente, andiamo avanti il più possibile e siamo sempre più numerosi. Il bilancio è veramente positivo, qui siamo a Treviso alla giornata conclusiva, io arrivo da Conegliano, venuto giù in treno, anche lì si sta concludendo la sfilata, 30.000 persone lì, qui credo che saremo sui 50-60.000, adesso devo sentire i miei collaboratori qui presenti a Treviso che l'hanno organizzata, quindi un bilancio positivo, un calendario che è partito il 22 gennaio e abbiamo realizzato le 21 sfilate tutte quante, compresa quella grandiosa di Treviso, qui oggi 21 febbraio per un totale di quasi 90 carri che hanno partecipato nelle varie sfilate, 8.000 figuranti, 28 gli appuntamenti, 21 più i vari appuntamenti per le famiglie, 250.000 e più persone che hanno partecipato alle varie sfilate nei vari comuni della Marca trevigiana. Quindi grande soddisfazione, un ringraziamento alle amministrazioni comunali che ci hanno sostenuto, ai volontari, ai nostri sponsor e a chi appunto ha collaborato con noi in questa edizione. Se torniamo indietro di 3 anni dove ci eravamo lasciati proprio all'annullamento della sfilata dei carri, che corrispondeva anche con l'inizio di un periodo particolarmente doloroso, complicato, difficile, caratterizzato dalla pandemia. Vogliamo celebrare il ritorno della sfilata proprio anche attraverso la Fontana delle Tette, che ricordo che quella originale venne realizzata per celebrare la fine della carestia. Oggi celebriamo la fine della pandemia, lo facciamo con tutta la comunità e lo facciamo attraverso un'invasione che è l'unica invasione che i trevigiani accettano, che è quella del divertimento, dei bambini, delle famiglie, delle maschere, dei sorrisi. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per una giornata straordinaria, lasciamoci trasportare dal divertimento del carnevale, delle maschere e buon carnevale a tutti. Ricordo che ho dato le chiavi della città alla regina e al re carnevale, quindi io oggi mi penso solo a divertirmi e un saluto anche alla Fontana delle Tette che celebra la fine della pandemia.